Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici, ben ritrovati a questo appuntamento mattutino di Friuli TV con le notizie. Apriamo subito con gli aggiornamenti di cronaca. Un uomo di 60 anni è morto nella notte scorsa in ospedale a Trieste a seguito delle ferite riportate in un sinistro della strada. Il ciclista era a bordo della sua in sella, la sua bicicletta, nei pressi di Corso Italia verso le 23, che a sua volta poi si è scontrato con una motocicletta, secondo una dinamica che non è stata chiaramente ancora chiarita. Il motociclista è rimasto ferito non in modo grave. Allertati dai passanti, sul posto è giunta un'ambulanza del 118 che ha trovato a terra entrambe le persone, in particolare il ciclista a qualche metro dalla sua due ruote, affetto da un grave trauma cranico e arresto cardiaco. I due sono stati portati d'urgenza a Catinara. Purtroppo il ciclista è deceduto in sala operatoria alle prime luci dell'alba. Indagini chiaramente in corso per risalire, come detto, alle dinamiche del sinistro. Restiamo nel capoluogo. Una donna anziana è stata trasportata all'ospedale per una leggera intossicazione da fumo in seguito all'incendio del suo appartamento in via Manzoni 20 dopo la mezzanotte, in seguito allo svilupparsi di un incendio che ha interessato una stanza dell'alloggio al primo piano di un edificio a 6 piani. A prendere fuoco è stato il divano per causa in corso di accertamento. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area interessata dalle fiamme. L'appartamento è stato dichiarato inagibile. Rilievi da parte degli agenti della questura di Trieste. E andiamo a chiudere con Mittelfest, questa edizione del mattino, perché continua a Cividale chiaramente l'appuntamento, giunto praticamente nel cuore della sua rassegna. Mittelfest continua a stupire con diverse prime assolute che portano in scena il meglio del teatro, della danza e della musica proveniente dalla Mitteleuropa. Giovedì è la giornata del tanto atteso concerto letterario Six Memos in doppia replica che si è svolto alle 19, 21 e 30, tratto dalle lezioni americane di Italo Calvino, in cui il violoncello di Enrico Bronzi e le parole di Paolo Di Paolo ricompongono il ritratto dell'umanità per il nuovo secolo, abbozzato nel 1985 da Calvino. Si passa poi al teatro con Carla e Nadia Studio intorno ad un incontro del Teatro Stabil Furlan. Mezz'ora dopo lo spettacolo laboratorio uguale ma più piccolo di Kepler 452, che intende indagare attraverso gli strumenti del teatro il più complesso dei rapporti che esista in natura, quello tra genitori e figli. Infine, con il duo acrobatico tedesco Chris e Iris in Gap Off 42. Oggi chiaramente Mittelfest continua con altri appuntamenti, tutti da vivere in Cividale e dintorni. Scusate, il bello della diretta è questo, dicevo, con questa notizia chiudiamo qui questa edizione del mattino, vediamo appuntamento più tardi per un altro live, chiaramente ulteriori aggiornamenti sul nostro sito www.friulitv.net. Non resta che ringraziarvi per la visione all'ascolto e augurare a tutti voi un buon proseguio di giornata. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce, un'occasione da non perdere.